Buon pomeriggio a tutti dal Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i puledri partecipanti alla prima corsa, il premio Alfonso Red, una prova per 2 anni non vincitori di 2000 euro nella carriera. Sono in 8 dietro le ali dell'autostart che va a raccoglierli lungo la curva di sinistra. All'1 Elton Francis, 2 Encantador Laxmi, 3 Ernesto Spritz, 4 Eleanora SM, 5 Edegardo Mail, 6 Epic Man, 7 Elsa, 8 Exmore dei Greppi. Autostart che li lascia ed è velocissimo Ernesto Spritz, che insegue praticamente l'autostart, guadagna gran vantaggio nei confronti di Encantador Laxmi, imbocca la prima curva a 100 all'ora e sbaglia Ernesto Spritz. È andato sicuramente Numero fuori 3, giri. Ernesto Spritz, squalificato. È andato via con la macchina, è partito davvero fortissimo. E così rimane al comando Encantador Laxmi, che precede Elton Francis, che si è avviato bene con il numero 1. In terza posizione si ritrae allo steccato Eleanor ASM. I primi 400 metri di corsa passati in 30 e mezzo dal leader Encantador Laxmi, con Lorenzo Baldi in sediolo, sempre inseguito da Elton Francis, poi Eleanor ASM. In quarta posizione c'è Epic Man a precedere alla retroguardia Elsa. Al passaggio davanti alle tribune, fila indiana bella sgranata con sempre Encantador Laxmi che guida su Elton Francis, Eleanor ASM, Epic Man ed Elsa. 37 la seconda frazione, l'ha messa sul ritmo allegro Lorenzo Baldi, che continua a viaggiare sul piede l'1,16,5, il chilometro che se ne va proprio in quella misura. In seconda posizione perde qualche battuta Elton Francis, che comunque ha grande vantaggio nei confronti di Eleanor ASM. Poi Epic Man che cerca di recuperare su quest'ultima, la retta di là passata in 14,8 in accelerazione da Encantador Laxmi, che guadagna ulteriore terreno ad Elton Francis e a 250 metri dal traguardo è padrone della situazione. Entra in retta d'arrivo in evidenza nettissima Encantador Laxmi, figlio di Bold Eagle e Teodora Kaff, che nel finale si allunga in bello stile e porta a casa la vittoria. 29,3 per l'ultima frazione, 1,14,9 il ragguaglio cronometrico, record in carriera per l'allievo di Lorenzo Baldi, che è allenatore e guidatore per i colori della scuderia Super Fantastica. Al secondo posto c'è Elton Francis, al terzo chiude bene in spinta Epic Man. Il numero 2 di Encantador Laxmi è il vincitore della prima corsa dall'Arcoveggio di Bologna. Lorenzo Baldi per la Super Fantastica, il numero 2 al secondo l'1 di Elton Francis, al terzo il 6 di Epic Man, 2-1-6, l'ordine d'arrivo molto probabile della prima corsa dall'Arcoveggio.